Siamo con Red Canzian nel parco della sua splendida magione a Sant'Elena di Silea, il Sile alle nostre spalle, nel parco fluviale di una regione bellissima che tu stai pubblicizzando nei mezzi televisivi di tutta Italia. Red, come ti è venuto di essere testimonial del Veneto? Beh, innanzitutto io ringrazio chi me l'ha chiesto di esserlo, quindi la Regione Veneto mi ha chiesto di poterla rappresentare. Per me è stato un onore, sarei rimasto male se l'avessero dato a qualcun altro, e mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di farlo, scriverlo, girarlo e regalarlo alla mia terra, perché quando ami qualcuno è bello fare qualche regalo, no? E quindi io amo la mia terra e ho voluto regalargli questo spot che rappresenta tutto quello che abbiamo, che è incredibile quello che possiamo trovare in questa regione, come in tantissime altre regioni d'Italia. Non è che voglio fare per forza il campanilista, però il Veneto è veramente speciale, poi è guidato dalla città più incredibile del mondo, che è Venezia. Tu sei un patrimonio dell'Italia sostanzialmente, non solo del Veneto, e la giri in lungo e largo da tantissimi anni con la tua musica. Sta ripartendo la stagione live, in presenza, è una fortuna, però purtroppo ci sono anche dei limiti in questa stagione musicale. Tu che cosa ti prefiguri per la tua estate di nuovo davanti al tuo pubblico? Lavorerò agosto-settembre, perché a luglio sono impegnato con il mio progettone su Casanova, e quindi però sto vedendo che le aperture sono veramente molto, molto prudenti ancora, forse anche giustamente, perché non dobbiamo fare gli errori che magari l'anno scorso per eccesso di entusiasmo abbiamo fatto. E quindi sono concerti dove io cercherò di dare il massimo per quello che so fare, quindi cantare, raccontare, suonare, pianoforte, voce, basso, immagini, racconterò delle grandi storie e questi saranno i concerti che possiamo fare quest'estate, la grande produzione. Io ho anche il concerto con la band già pronto, ma ci saranno forse 3 o 4 concerti di quel tipo, e il resto sarà basato su concerti così un pochino più intimi, proprio perché non ci si può permettere le migliaia di persone, e quindi in base a quanta gente viene tu puoi portare in palco un certo tipo di cose. Però questo non significa che non siano cose importanti artisticamente, perché insomma, non dimentichiamoci quanti grandi con una chitarra e basta hanno incantato platee immense, no? Da Bob Dylan in poi, per cui sarà una narrazione diversa, un po' come se fossi a casa di ognuno di loro, davanti a un camino, a raccontarci delle storie. Ci sarà un concerto molto bello su Alpizboe a 2200 metri il 12 di agosto, e lì è incredibile perché canti e ti sembra di toccare Dio, sei a un passo veramente dal cielo, è bellissimo. C'è una grande sfida autunnale, la stai preparando anche qui a Treviso. Questo Casanova, questo musical, insomma, dove debutterà? Procede questa produzione? Come ci sei arrivato? Allora, ci sono arrivato leggendo il libro di Matteo Struccul, Casanova, la sonata dei cuori infranti, che è un romanzo della storia di Casanova, per cui è riuscito a mettere dentro in questa storia, in questa vita di Casanova, tutti quegli elementi che mi mancavano leggendo la reale vita di Casanova, per cui è romanzato, però insomma c'è l'intrigo politico, il duello, la fuga dalla prigione, il grande amore. Il mio Casanova non è quel tombeur de femme che siamo abituati a conoscere, o meglio lo è quando inizia lo spettacolo, ma poi si innamora perdutamente di una ragazza di 19 anni per la quale rischia la vita, e quindi è una storia d'amore, di amicizia con questo frate Balbi che lui conosce in prigione quando viene arrestato ai piombi. Quindi c'è molta azione, molta epicità, ballate dolcissime quando si parla d'amore e di amicizia, grande festa e grande rock sinfonico per il finale in piazza San Marco, quando lui rientra a Venezia ed è un eroe. E poi vabbè, i costumi meravigliosi realizzati da Stefano Nicolao, che tanti anni fa fece Marco Polo, ti ricordi? E poi ha fatto tutti i più bei film ambientati a Venezia nel Settecento, le scenografie che le fanno qui a 1 chilometro da casa nostra, a Silea. 2 marito e moglie bravissimi che stanno scavando queste enormi colonne che poi sembreranno di pietra,
e poi le musiche. Useremo l'Orchestra Regionale del Veneto nella registrazione perché a me piacciono le cose grosse, quindi 60 elementi sono impossibili da portare in tournée, però li registriamo. Abbiamo un cast meraviglioso che presenteremo a settembre e mi piacerebbe presentarlo a Cafarsetti, cioè dare proprio, insomma, o in un palazzo delle istituzioni, perché questa è una storia veneta, una storia che ci rappresenta e racconta quella Venezia del Settecento che insegnava arte, storia, letteratura, pittura, a fare i mobili, insegnavamo all'Europa come si facevano le cose belle, no? E quindi mi piace raccontarla e soprattutto sono molto impegnato, ho già rapporti con tanti manager europei e anche l'altro giorno eravamo in call con dei messicani per esportarla, perché è la maniera migliore per raccontare il nostro territorio, far vedere Venezia, perché è tutto basato su immagini di realtà aumentata ed è una Venezia magica, quasi disneyana, no? Perché sono tutte foto fatte durante il lockdown dove non c'era in giro nessuno, per cui sembra un set cinematografico che poi è stato lavorato e appunto nella realtà aumentata sono stati aggiunti cieli e acque che non troveremo mai dal vivo. E allora sta diventando una cosa meravigliosamente rotonda e le cose rotonde quando parto rotolano bene. Debutteremo, se Dio vuole e se ci daranno l'apertura totale nei teatri, il 20 di gennaio del 2022 a Venezia. E quindi questo, d'altronde Casanova non può non partire a Venezia.